Buonasera a tutti ragazzi, ma il tempo ancora che sta peggiorando. Per 10 minuti ragazzi la luce è andata via, quindi la strada si è allagata, in un momento lampi tuoni e c'è stato un blackout dell'energia per giusto 10 minuti, poi fortunatamente è stata ripristinata, quindi sta piovendo anche in modo abbastanza diciamo forte. Adesso si è calmato un pochino, però per 10 minuti è andata via la luce, un casino davvero, anche le luci delle strade, dappertutto era buio. Ciao Jasmine, buonasera. Quindi ragazzi, qua forte maltempo, blackout elettrico, anche se momentaneo, però è saltata la corrente proprio, quindi fortunatamente è stata ripristinata. Quindi come potete vedere, ciao Simone, sta piovendo davvero bene, lampi, tuoni, davvero è arrivato, come dico sempre io, tipo un patatac dell'acqua, quindi un... Sì, sì, qua ha fatto un tuono tremendo. Ciao Nadia e Lucas. È andata via la luce per 10 minuti, poi ho sentito sai quando scarica il fulmine. Si è fatto tutto buio in casa e per la strada, quindi ho detto stasera è proprio una brutta nottata, quindi e ancora che sta piovendo ragazzi, quindi improvvisamente tutta Salerno, tutta come vedete qua, era tutto buio, quindi un blackout generale proprio, quindi adesso comunque sta piovendo abbastanza. Ciao, grazie, sta piovendo abbastanza forte, ma era tutto scuro qua ragazzi, quindi diciamo ciao, grazie, quindi come vedete è stato proprio un momentaccio proprio brutto, quindi fortunatamente sì, sì, meno male che le luci di emergenza diciamo ci sono, però durano poco a me. A me in effetti durano 2 ore massimo, poi devi accendere le candele per forza. Quindi speriamo che non va via. Poi diciamo internet anche saltato, giustamente è attaccato alla corrente, quindi poi sfortunatamente avevo il cellulare scarico e non ho potuto fare la diretta, quindi diciamo adesso lo tengo collegato, quindi volevo fare la diretta, però purtroppo avevo messo a caricare questo cellulare e non potevo fare, volevo fare la diretta al buio, però non ci sono riuscito. Sì, sì, guarda, ho detto stasera ci sono gli altri terremoti, ci stavano, io ho controllato. Black Friday, sì, sì. No, ma qua ha fatto, ciao, adesso ha fatto un tuono e un lampo fortissimo. Il cielo si è illuminato perché io stavo seduto vicino proprio alla stanzetta qui. È andata via la luce, quindi si è spento tutto proprio, quindi avevo messo a caricare il cellulare, non sono riuscito a fare la diretta. Ciao Fabio. Quindi perché stava al 10%, quindi non mi faceva fare la diretta, quindi era pochissimo. Sì, sì, è peggiorata la situazione. Alessandro ha fatto un tuono e un lampo per 10 minuti, siamo stati senza elettricità. Quindi adesso si è calmato, ma prima era proprio forte. Vedi, se puoi vedere, è tipo come un fiume e giù, si è proprio allagato in un momento ed ha fatto 10 minuti che poteva andare, non dico con la barca, ma tipo con la barca a remi poteva andare in questa discesa, diciamo. No, guarda, ma qui dalle 4 comunque è iniziato il maltempo, non ti pensare che solo ora sta piovendo. Stasera ha intensificato, diciamo, la situazione, ma sta piovendo da oggi, quindi non è, diciamo, solo da adesso. Sì, ma tu guarda qui, guarda, è tutto grigio, io ti voglio far vedere, guarda, io dove giro col cellulare, guarda, qui è proprio nero, guarda, da qui è proprio tutto nero, guarda, sono tutte compattissime le nuvole, come puoi vedere è chiaro proprio. Cioè, è proprio, il mare non si vede ragazzi, il mare sta proprio di fronte a me come stiamo e neanche le montagne ragazzi si vedono a malapena, quindi davvero una giornataccia, anzi una nottataccia stasera, quindi come potete vedere è grigio tutto qua.
Sì, sì. Ma speriamo che si calmi un po', che non vada via la luce. Può piovere pure, ragazzi, basta che non salta la luce. Quindi questo è l'importante. Poi io mi sono affacciato, ho visto tutto buio, ho detto mamma mia, ho detto, le luci di emergenza, sì, ne ho solo due però in casa, capito? Uno nella cucina e l'altro nel corridoio. Però quelle 2 ore si scaricano subito. E vabbè, accendiamo, come si chiama, le candele. Eppure ho paura di accendere le candele. Da qua è proprio nero qua. No, Diego, in effetti è andata via la luce, 10 minuti ha fatto forte temporale, acqua, tuoni, lampi. Per 10 minuti non si è capito nulla. Adesso si è tranquillizzata un po' la situazione. Però guarda qua il cielo com'è, proprio grigio, è scuro proprio. Da qua è nero proprio invece. Da qui è verso Napoli, ragazzi. Invece da qua è verso, diciamo, il Cilento, diciamo, Battipaglia, Agropoli, a scendere per giù per la Sicilia. E invece da qui è da Napoli a salire. Vabbè ragazzi, comunque pare che si è calmata la situazione, quindi speriamo bene che passa e non faccia più danni, anche perché già di danni ce ne stanno tanti, quindi speriamo che non fa nessun terremoto lì dove lo sta facendo, là con la sequenza sismica. Eh sì ragazzi, stasera è brutta proprio la serata, la vedo proprio male male male. Bah. Speriamo bene. Va bene ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi. Non lo so se farò un altro video, comunque il maltempo ci sarà. Quindi diciamo che speriamo che passi presto questa nottata. Eh no, domani porta maltempo, ho visto già adesso, quindi non credo che arriverebbe a tempo. Ho visto già le previsioni per domani e non sono incoraggianti per nulla. No, ragazzi, io sto sempre qua a finale. A finale sto sempre quasi sul canale, si può dire. Vabbè, ragazzi, dai, ci sentiamo dopo, tanto è ancora presto. Un saluto a tutti, ragazzi. Ok, da Sisia e Orion. Com'è il canale? In live da Sisia e Orion. Sì, ma come deve scrivere il canale? Sisia e Orion, scrivo. Ok, vabbè, mo entro, voglio vedere un attimo. Notte Diego, ciao a tutti ragazzi.